Fogo, ringrazio di essere stato ospitato, d'altronde non è la prima volta che vengo qua, a parte tra il pubblico, che sono già venuto l'anno scorso a presentare altri libri. Diciamo, il libro questa sera parleremo in maniera più diffusa, è una novità perché a 20 anni dalla morte di Mario Stefani è uscita la prima antologia, che non si vedeva, la prima che parla di tutte le sue poesie scritte, raccoglie tutte le sue poesie scritte su Venezia, sulla laguna e sulle isole. E in questa raccolta ho messo non solo quelle che si trovano nei libri, si possono rintracciare nelle biblioteche ormai perché non sono stati più stampati, ma soprattutto quelle che sono in pubblicazioni sparse, introvabili fino nelle biblioteche, o addirittura delle poesie inedite o che sono state usate solo in casi rari, per esempio quando si trattava le piccole pubblicazioni del premio Murazzi a Pellestrina. Allora, precedentemente io ho fatto altri lavori, questo l'abbiamo già fatto l'anno scorso, che è Mario Stefani a Venezia, che raccoglie ho fatto uno studio su tutto quello che ha fatto Mario Stefani in Venezia e i suoi legami con la città. Quindi non solo le poesie, ma soprattutto quello che era il suo lavoro di critico letterario, giornalista, presentatore di libri, editor, prefattore e soprattutto come insegnante e formatore di giovani poeti, per non parlare della sua attività di animatore culturale veneziano, che tutti noi sappiamo, nonché di grande frequentatore di eventi culturali e soprattutto di osterie, come qualcuno ancora si ricorda tra i presenti. Sappiamo che era una presenza stabile in città, sia dal punto di vista culturale che soprattutto anche con le sue lezioni che faceva nei battelli improvvisate, soprattutto alle signore sulla storia di Venezia, con pettegolezzi e altro, ma anche la sua attività costante di formatore e animatore. Diciamo, quando è morto lui si è spezzato qualcosa in questa città e non sono state fatte più iniziative anche a livello molto grande e coinvolgente, in cui lui era uno dei protagonisti. È qualcosa che manca. Io sono riuscito a fare questo lavoro che è durato un bel po' di anni, sono riuscito a trovare anche le lettere che gli erano state scritte all'archivio a suo nome, che è tenuto presso la biblioteca della Collini Stampalia. E questa foto che voi vedete mi è stata data dagli eredi del fotografo, dal figlio Andrea Morucchio, nei confronti di suo padre, che è morto di recente, fotografia di suo padre che ho scelto appositamente perché rappresenta anche l'emblema, il tipo di poesia di Venezia che aveva Stefani, cioè la Venezia reale, che allo stesso tempo è reale e metafisica, come testimoniano questi pali attaccati, queste bricole dove sono dei gabbiani, e sullo sfondo evanescente c'è anche l'isola di San Giorgio che ricorda un po' le marine di Guidi. In questo libro io sottolineo il fatto che Stefani è stato più che allievo formato da poeti veneziani, soprattutto il suo legame con poeti che sono venuti a Venezia e hanno cantato Venezia, sono stati protagonisti della vita veneziana culturale, non solo nazionale, anche se veneziani non lo erano. Quindi parlo di Diego Valeri e Aldo Palazzeschi, che hanno influito moltissimo sulla sua poesia. Allora, poi l'altro libro, in cui sempre adesso facciamo velocemente perché quello che vi presento è una cosa più importante, è questo che è Diario Pubblico, che raccoglie i suoi pareri sulla letteratura, la sua letteratura, teoria letteraria particolare, basata proprio soprattutto dedicata alla poesia e a Venezia, vista attraverso le sue prefazioni. È l'unico scrittore in Italia che ha fatto, oltre a fare tantissime prefazioni, ne ha fatte oltre un centinaio, qui raccolgo solo quelle di carattere letterario, e è riuscito a costruire una teoria letteraria, una cosa inusitata, l'ho scoperto casualmente appunto facendo i miei studi per questo libro Mario Stefani in Venezia.
Quindi qui molti poeti veneziani e mestini si ritroveranno perché ci sono proprio le prefazioni ai loro libri. Poi quest'anno, nell'anniversario, sono riuscito, dai 20 anni alla sua morte, a trovare le prove materiali della sua attività di editor, quindi come non solo correttore, ma proprio come, diciamo, visto che anche il mio mestiere, tagliatore di teste di poesia, riusciva a dare delle correzioni tremende, anche al limite della censura totale, addirittura a cancellare intere poesie, riusciva a correggerle, tagliarle, però a far emergere quello che volevano dire gli autori, togliendo anche ripetizioni, anomalie, eccetera. Questa testimonianza è di questo libro che era rimasto inedito, pronto per essere pubblicato dall'editore Gardin, bloccato dall'autrice che è Michela Rosa, e questo libro è stato edito sempre lo stesso mio editore Mai Monkey e ha i disegni di Vincenzo Ulisse, che ha fatto proprio disegni appositi quest'anno dedicati a questo libro, e soprattutto all'interno ci sono anche esempi dell'editing che svolgeva Mario Stefani, e si parla anche soprattutto degli incoraggiamenti che dava ai giovani. E non c'è più. Continua senza. Si sente? No? Bene. Allora adesso questo, diciamo, è il protagonista principale, che è l'omaggio che ho voluto fare assieme con il mio editore, proprio appositamente a Mario Stefani. Nel ventennale della sua morte qui ho raccolto, divise in vari capitoli tematici, tutte le sue poesie su Venezia, sulla laguna e sulle isole, e anche sui personaggi veneziani cui ha dedicato delle poesie. Quindi se parliamo di Goldoni, parliamo di anche i veneziani, diciamo, d'acquisto come commisso, parliamo anche di Casanova, parliamo anche del suo maestro Aldo Palazzesi. Allora la copertina è particolare perché questa foto è una Venezia irreale che è stata scattata durante il lockdown, dell'anno scorso, del 2020, è tratta da un progetto artistico, foto e filmati di Andrea Murucchio. Questo è il Canal Grande, verso la fine, l'ho scelta appositamente perché dà l'idea delle poesie di Mario Stefani, è il Canal Grande verso la fine, verso la Basilica della Salute, Venezia antica senza moto curioso, dove emerge chiaramente Venezia e si rispecchia nell'acqua, che è la sua vita, la sua essenza. Questo è l'incontro tra pietra e acqua e legno caratterizza la poesia di Stefani su Venezia, che è molto materialistica, però allo stesso tempo metafisica. E scusate il microfono, non funziona, quindi se devo parlare il più possibile. Non so se riuscite a sentirmi fino in fondo, perché adesso si sta animando un po' troppo quello che ci circonda. Per questo libro è stato, ho diviso, c'è la prefazione dove c'è stata la prefazione su questo libro precedente, Roberta De Rossi, che è la sua collega giornalista. In questo caso ho evitato le prefazioni, ho dato solo un'avvertenza che sostanzialmente dico quello che vi sto dicendo adesso, e ho diviso l'antologia in pochi capitoli. Vi racconto in maniera tematica quello che io ho visto, ho potuto leggere attraverso le varie maniere in cui Venezia veniva vista da Stefani. La prima parte è quella con la vita quotidiana o quotidia modo, cioè Stefani vedeva Venezia, aveva un grande amore per la città e allo stesso tempo era molto realistico, la sua poesia vedeva Venezia attraverso
la vita continuava, allo stesso tempo con l'aspettativa della morte che ci attende ognuno di noi, con la particolarità che Venezia riusciva sempre a sopravvivere, aveva questa sorta di pessimismo ma anche di buona volontà, insomma, riguardo quello che riguarda Venezia. E quello che riguarda in maniera particolare è quello che lui parlava della Venezia piena di gente, di colombi, di bambini, cui molti di noi sono usciti, hanno fatto in tempo a vederla, che adesso sembra qualcosa di realistico e che era soprattutto vera nel momento della sua infanzia negli anni 50. Io ho fatto in tempo a vedere un po', 55 anni, questa Venezia anche a viverla, anche se ho vissuto in maniera più pesante lo spopolamento, diciamo, in maniera più accelerata. Quello che lui contava spesso era questo, quella sua Venezia particolare la vedeva in una maniera unica, però era quella di chi viveva la città in tutte le sue contraddizioni. All'interno ogni capitolo cito brani di articoli per far entrare meglio nello spirito e poesia di Stefani, brani di articoli, poesie e interviste. Questa è una di quelle che lui ha fatto all'interno di una prefazione. Ho estrapolato questa bella frase su Venezia, che è un po' il suo manifesto, la sua poesia. Saper capire Venezia e viverla, auscultare la sua pressione arteriosa con le maree, ridere come sa ridere la laguna, soffrire come sa soffrire la gente di questa città, senza boria sommessamente per non chiedere pietà a nessuno, orgogliosa gente a cui appartengo, pronta allo sberleffo anche sull'orlo dell'abisso. Poi quello che io anche tra le varie cose che ho scritto aggiunto anche per sentire comune di amici che l'hanno frequentato è che Venezia è Mario Stefani è Venezia. Senza Venezia Stefani non sarebbe mai stato un poeta. La città lo ha ispirato, formato, cresciuto con la sua arte, i suoi rumori, l'acqua. Lui afferma anche che ho avuto due madri, la madre carnale e una madre di pietra che è Venezia, le ho amate entrambe. Venezia mi ha deformato geneticamente e mi ha fatto sentire diverso. L'acqua, i canali, la luce della laguna, i rumori, i sentimenti che trovi stemperati nel canaletto, nel guardi, nel tiepolo, mi hanno segnato, turbato profondamente. Un'altra cosa in cui lui aveva anche questa dose, diciamo, potrebbe sembrare anche preveggente riguardo i Balsas di Venezia, però ricordiamo che Mario Stefani ha fatto parte del fronte della Salvezza in Venezia d'Italia Nostra proprio negli anni 60 e 70, quando sono cominciate le prime lotte di massa per la salvaguardia della città. E lui dice: Venezia non è solo vita ma anche malattia, degrado, sfaccello. Tra tutte le poesie in cui descrive questi aspetti della città lagunare, spiega Venezia mia città malata, dove dice che la città, della sua città, che è una città amata fino allo spasimo, in cui si lamenta del suo amaro grido impotente provocato dall'affannoso respiro che Stefani riesce a sentire a differenza dei suoi concittadini. In altre cose la gente affaccendata. L'ottimismo e la voglia di lottare di Stefani col passare degli anni si scontrano con la depressione e lo scoramento sia politico che personale. Quello che lui parla, avendo fatto parte del Fronte per la Salvezza in Venezia e Italia Nostra, il comitato Noespo, è quello che noi constatiamo in questi giorni, e lui lo dice nel 97. È un esodo biblico, Venezia si svuota delle sue attività economiche e dietro ad esse si muovono gli abitanti. Resta la foglia del turismo di massa e nei veneziani rimasti la certezza che la città nell'attuale situazione di inerzia, di totale abbandono, non possa sopravvivere se non diventando sempre più simile a Pompei, sempre più usata, sfruttata e consumata per la sua immagine che si fa giorno dopo giorno sempre più museale. Anche adesso possiamo dire che se almeno fossimo diventati un museo sarebbe un po' più di dignità da parte di chi ci frequenta ogni giorno, però purtroppo siamo andati già oltre. Lui ha fatto anche una poesia celebrissima che tutti conoscono, che è Il grido di Venezia, dove è un appello accorato che è stato utilizzato, che da Montanelli è stato pubblicato in una tutta Italia all'epoca delle battaglie contro il Fronte della Salvezza in Venezia sul Corriere della Sera.
Lui finisce questo capitolo, finisce parlando di una Venezia d'un tempo, parlando di Bacca, di Lamphini, di confusione di vino, dicendo che ormai si è rimasti in pochi a guardarci tra gli occhi, negli occhi. Quindi è una... abbiate pazienza, ma non sono un fine pittore, capite meglio, non riesco a differenza di poeti ad afferrare i tempi, io ve lo leggo, questa è la poesia Il grido, quella più famosa di Stefani in assoluto. Vivo in questa mia Venezia che scompare, fatta acqua e cielo, tra l'indifferenza degli uomini d'altro affaccendati, presi nel guadagno dell'avaro denaro, perduti ormai al grido di questa città che muore. Ora, l'altro capitolo, sto anche nei tempi che ne sono stati dati. L'altro capitolo riguarda quello che riguarda in maniera particolare, che l'ha reso importante le sue poesie, che è l'amore, il desiderio, la gioia e il dolore. In lui coesisteva tutto questo in maniera esplicita, a volte confusa, a volte organica, e l'odio e l'amore sono le barche senza timone. La sua condizione di omosessuale veniva esplicitata soprattutto nelle poesie d'amore, che hanno un aspetto, diciamo, non di genere, ma hanno un aspetto universale, che leggendole riguarda tutti noi, quello che riguarda l'affetto, l'erotismo, la passione e allo stesso tempo anche l'abbandono, lo scoramento, quando l'amore finisce, quando si viene lasciati, o viceversa la gioia di quando comincia una nuova relazione, una nuova attrazione che viene anche corrisposta. E tutto questo in lui era sempre presente Venezia, non c'è mai Venezia rimasta estranea. Le sue migliori poesie, quello che riguarda sia erotiche, d'amore e desiderio e di nostalgia, sono proprio quelle con Venezia, come protagonista, come sfondo, a volte anche come ispiratrice. Questo per quello che riguarda la figura di Venezia, lui spesso la vedeva come l'unica donna amata, l'ha sempre detto, insieme alla madre, anche se ogni tanto traspariva questa figura come Saba, come diceva Saba per Trieste, per maniera più esplicita, meno particolare, i suoi famosi efodi, che erano quelli di stampo classico, non quello che parliamo adesso di ragazzi che di 20 anni, sono sempre presenti nelle sue poesie e rappresentano anche questo aspetto vitalistico di Venezia contrapposto agli aspetti, diciamo, di decadenza. E a volte invece queste figure riflettono un futuro segnato per il poeta e anche per la città. Cioè Venezia è un ragazzo scontroso che si lascia amare e ride dell'amaro tormento della vita, città che del caldo sangue della gioventù ha solo l'inutile morte che aspetta al varco le persone per amarle di un altro amore. Questi sono gli aspetti anche che hanno reso famoso poeta, che sono questi che tutti noi magari il fatto della sua affabilità, il fatto di far ridere tutti, di mettere tutti a proprio agio, spesso non faceva dimenticare ai lettori dei suoi libri questo altro aspetto che è più profondo, più serio. Purtroppo era quello che, diciamo, che la sua voglia di vivere, la sua voglia di farsi capire dalla gente faceva avere in secondo piano. Questo era la sua vera essenza della poesia, che comunque era anche una poesia di vita forte, perché era una poesia realistica, cioè aveva ben presente la città, ben presente il futuro, la morte con tutti, facciamo le cose strane nella logica delle cose, ci aspetta. Stefani infatti era ateo, non si faceva nessuna illusione sul futuro anche dopo la morte. Il futuro che vedeva era come Foscolo nel ricordo che avevamo a chi restava e quello che facevamo, che restava, che avremmo fatto, che sarebbe rimasto vivo. La laguna, per esempio, è spesso presente, però come una quinta che fa parte di Venezia. Ora è increspata dal vento, ora è presenza attiva, è spesso accomunata all'amore, alla gioia e al dolore, con i paesaggi di acqua, isole barene, barche caviani,
a volte testimonia il desiderio di fuga del poeta dall'amore fallito, dall'ennesima illusione patita, al desiderio potente generato di ricordi di passione che non possono ripetersi. A volte invece viene anche ricordata, usata come complice di giornate felici, di amori che vengono sbocciati, diciamo. E lui, queste poesie, ne leggo solo una, che appunto è una di queste, diciamo così, vitali, diciamo che dire romantiche. Lui spesso alternava la poesia dialettale, c'era in lui, ma era episodica, ha fatto 3 raccolte dialettali. Il suo dialetto era quello che usiamo, non era cercato sui libri, non era golioniano, altro, era il dialetto che usiamo noi, i nostri amici, andando al lavoro, facendo le spese con il dialetto parlato. Quindi non c'erano arcaismi, non c'erano termini letterari, ma c'erano termini. La laguna incantata Geranito oggi, e aveva Venecia Bea su sfondo nevardato. Basarte col suo esodia barca, Nino arte carissarte, non saper più niente. E chi soggio, e da dove che so, e dove che gero, e dove che sarò. E certo attimo che le roge, questa sedenti che va indosso, questo mordin che go da quando gelo chiuso. Quindi c'è sempre questo aspetto particolare che non si trova sulla minore poeta. Siamo recentemente morto Aldo Vianello, che ho conosciuto, era un poeta, diciamo, legato al mondo nazionale, la sua poesia legata poco a Venezia era, diciamo, un'unità più classica, poteva essere fatta a Venezia, a Milano, era un poeta di un'altra caratura, certi aspetti che migliore di Stefani, però Stefani era organicamente legato a Venezia, senza Venezia non ci sarebbero state le poesie e non ci sarebbe rimasto, lui lo ricorda spesso, che era un canneferto, lavoro, eccetera, Venezia fuori Venezia, un lavoro di casa editrice, un giornalista, perché voleva stare qui, non voleva vivere qua. Spesso c'è anche la nostalgia